prima di ripartire con le scuole del 7 gennaio, è il caso di capire se ne valga effettivamente la pena o se non sia il caso di aspettare qualche giorno e aspettare che la situazione anche da un punto di vista sanitario possa migliorare. Una speranza, quella del sindaco di Vicenza, che ha trovato poche ore dopo conferma con l'ordinanza del presidente della Regione Veneto Luca Zaia, che rinvia a febbraio il ritorno in classe degli studenti delle superiori. Province e comune non erano rimaste con le mani in mano. Sul tavolo è pronto un piano soprattutto in tema trasporti che con SVT vede l'accordo per incentivare le corse, oltre un centinaio da e per gli istituti superiori. Non solo, si era prevista anche una forma di controllo anti-assembramento. Organizzeremo pattuglie, un sistema misto con una sorta di steward di SVT che supporta la polizia locale, i vigili, e cercheremo appunto di evitare gli assembramenti all'ingresso e all'uscita da scuola. Piano che potrà essere utile a questo punto a febbraio. Certo è che regna un clima di confusione con il continuo variare delle fasce di colore e possibili nuove aggiunte, con un governo che rischia una crisi al buio e sindaci ancora una volta lasciati soli in prima linea. Poche certezze, poche risposte, non vediamo i ristori concreti alle aziende, alle famiglie in difficoltà. Non possiamo essere noi sindaci senza una linea guida ben precisa a prendere delle decisioni così delicate, soprattutto in materia sanitaria.